questo meraviglioso patrimonio delle ville venete, unico al mondo e che ancora non è abbastanza conosciuto per il suo immenso valore. I solisti veneti hanno sempre sognato e sempre lottato per promuovere il patrimonio delle ville venete ancora dai primi anni 60 e hanno iniziato le attività nelle ville venete con un memorabile concerto nella villa di Masera nell'anno 61 e poi abbiamo cominciato a fare registrazioni per la televisione italiana ancora all'epoca del bianco-nero. Con gli anni abbiamo realizzato anche, siamo arrivati a realizzare col contributo all'Istituto delle Ville Venete di Rai Trade questo meraviglioso DVD delle stagioni di Vivaldi nelle Ville Venete. Ora è molto importante che questo patrimonio abbia finalmente trovato negli anni un'organizzazione meravigliosa, l'Istituto regionale per le Ville Venete, patrocinato dalla Regione del Veneto, che cura nel dettaglio i grandissimi problemi della manutenzione di questo patrimonio e della sua promozione nel mondo, perché il mondo deve conoscere un impulso formidabile al turismo in tutta la regione. Noi abbiamo partecipato sempre suonando e parlando delle ville venete anche nei nostri concerti in giro per il mondo, nei 92 paesi in cui i solisti veneti hanno suonato, e abbiamo sempre incluso concerti delle ville venete nel nostro Veneto Festival. Questo Festival delle Ville Venete è molto ben organizzato perché batte proprio l'accento sulle ville, sulla visita alle ville, sulla descrizione storica, sulla descrizione anche delle condizioni diciamo di vita della villa, perché anche quello è molto importante. Molte ville sono ancora proprietà privata e quello dà anche il senso della vitalità della villa. Altre sono patrimonio pubblico, ma sono anche gestite con molto amore. Altre attendono ancora che si pensi a loro.